Nelle vicinanze di Bento Gonçalves abbiamo visitato la vinicola Salton, nata più di 100 anni fa da Antonio Domenico Salton, che nel 1878 lasciò il Veneto e la piccola cittadina di Cison di Valmarino per il Brasile. Antonio Salton, come tanti veneti e bellunesi, si stabilì nella colonia Dona Isabel Italiano nel Rio Grande do Sul, diventata poi Bento Gonçalves, in un'area vocata alla vite. La sua attività di viticoltore fu poi sviluppata dai figli e dai nipoti per diventare oggi, alla quarta generazione, fra le primarie cantine del Brasile. La viticoltura in questo grande paese fu importata dai portoghesi nel 1532 da Martim Alfonso de Souza, ma la produzione di quel periodo era di bassa qualità che fu poi migliorata grazie ai padri gesuiti che impiantarono nuovi vitigni al fine di produrre il vino per la Santa Messa. Erano comunque produzioni limitate e di utilizzo familiare. Furono i nostri migranti veneti che nel 1875, portandosi con loro le viti locali, dettero una svolta alla viticoltura brasiliana. Superate le problematiche dei parassiti e delle malattie della coltura, con l'introduzione di nuovi vitigni resistenti, svilupparono la viticoltura in Brasile. La vite in questo paese, stante la grande estensione territoriale e le diverse realtà pedoclimatiche, si diffuse in diverse regioni, fra le quali spicca certamente per quantità e qualità l'area di Bento Gonçalves. In questi ultimi anni l'apporto dei nostri agronomi, viticoltori ed enologi ha contribuito notevolmente al settore, apportando tecniche di allevamento, coltivazione e vinificazione che permettono di produrre un ottimo vino. Ad esempio, non è difficile incontrare anche la coltivazione del glera, base del prosecco. Accompagnati dal giovane pronipote Salton, abbiamo visitato un'azienda all'avanguardia per tecnologie e tecniche produttive che, con orgoglio ha affermato, sono provenienti dal Veneto e dal Trevigiano. Come in altre circostanze, ad approfondire i legami culturali e socio-economici con l'Italia, il Veneto e il Bellunese ci ha pensato Cesare Augusto Prezzi del Convers, la consulta dei Veneti nel mondo in Brasile. Nessa época tinha salame, queijo, todos os derivados. Facevano anche come na trattoria, vendevano prodotti familiari, vino. Além de receber gente, como uma espécie de hotel. Sì, come Todos un os albergo. viajantes que passavam no albergo. Poi qua già inizia nel 1910 che è la fondazione proprio della ditta, lo statuto della ditta nasce nel 1910, poi si va avviando tutto il percorso fino finisce l'anno 2010 con tutta la premiazione, i premi internazionali, la storia completa Estes são os 7 irmãos Salton. Era italiano, os outros 6 já nasceram no Brasil. Tutto il mondo fa cin cin,